Target dei clienti è medio-alto, quindi la tariffa era dai 150 ai 200 euro l'ora. Parliamo di professionisti, politici, di chi parliamo? C'è un identikit di questi clienti, la Treviso bene. Medio-alta, diciamo medio-alta. I classici insospettabili della Treviso, ma anche della Venezia Bene, disposti a pagare fino a 150-200 euro all'ora in cambio di sesso, erano loro i clienti abituali delle ragazze dell'Est, spesso giovani madri con problemi economici, reclutate da una donna 35enne di origini moldave, vera e propria maîtresse secondo gli inquirenti, intraprendente senza scrupoli, arrestata per aver favorito e sfruttato la prostituzione. A incastrarla una delle giovani ormai esasperata. Quando una ragazza ha chiesto il nostro aiuto e ha denunciato i fatti per cui sono iniziate le attività investigative. Serratissime le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Treviso, coordinati dalla procura, il mercimonio partiva dal web. Praticamente la maîtresse, dopo aver reclutato le ragazze dell'Est Europa, le inseriva su dei siti web che poi lei stessa gestiva tramite le richieste che giungevano dai vari clienti. Scattava poi la seconda fase, quella dell'appuntamento con la 35enne moldava che gestiva quella che può essere definita la logistica del sesso a pagamento, che comprendeva anche delle strutture alberghiere nel veneziano. Diciamo che le ragazze stavano tutte in un appartamento qui alle porte di Treviso e poi dopo venivano portate nei luoghi del meretricio a richiesta dei clienti, che li conduceva proprio per l'appunto la maîtresse. E al sesso spesso si accompagnava la cocaina. A seconda delle richieste dei clienti che pervenivano alla maîtresse di procurare anche dello stupefacente nel caso in cui ne facessero richiesta proprio per avere una prestazione extra. La 35enne moldava si trova ora in carcere alla Giudecca, un segnale che va oltre il caso specifico. Faccio per l'appunto un appello di contattare i carabinieri laddove ci dovessero essere delle ragazze che si sentono costrette a fare questo tipo di lavoro e assoggettate da qualche protettore, di chiedere aiuto ai carabinieri.